Peppaneddu, che aveva informatore a tutti i posti, venne a sapere che un consigliere comunale infangava un uomo in Mussolino e tanto veleno. Hai un pure cintaricchio, chi mi dice e chi mi conta, che qualcuno parre mia, to consiglio in la giunta. E cestino consiglieri, chi ora sta parlando assai, ed è ora mi lo sapi, che tu sta cercando guai. Ah, così stanno le cose. Bene, un giorno che sto ci faccio una bella rosatina e faccio per me cammina che sta in pelle sul nostro onore. C'è un detto caro amico, che sicuro tu non sai, che cu troppo gli apra bucca, che la lanterna cerca guai. Se non segui me consiglio, presto ti dà solo segno, ti preparo un giorno che stu, un bello cappotto di ligno. Beh, certamente, cari amici, sto tizio parlando male in Mussolino pensava forse che acquistava prestigio e voto in tuo paese e continuava a parlare male. La mattina presto Peppaneddu s'appostau e ne parte da sua casa come un pesce lo pescau e ci sparan tali gambi non lo possono ammazzare. Dimmi come stanno i cosi, oramente da contare. Tu sei carogna e se vile è falso, hai in tale cuore tradimento e schianto, ma pure se mi vuoi ammazzate arzo, io non ti tocco più con mia 60, ma se non te ne vai dal paese, te faccio affetti e poi si sono risi.